Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento con la storia che il gruppo Alpini di San Daniele ha voluto condividere con la comunità di San Daniele, appunto, questa importante pagina di storia dell'Italia, e stasera la tratteremo sotto un profilo non tanto storico per quello che è successo, ma più che altro per il dramma che una intera generazione ha vissuto, una generazione che partiva dai cortili delle nostre case e dai cortili dei paesi di tutta Italia. Qui non ci sono solo morti friulani o veneti, qui ci sono morti di tutta Italia. Prima di iniziare questo appuntamento con questo importante convegno, do la parola al vice sindaco per un indirizzo di saluto. Grazie Alessandro, porto i saluti dell'amministrazione comunale di San Daniele e sono qui personalmente per 3 validissimi motivi. Saluto il colonnello Fioretti, che è il nostro graditissimo ospite questa sera a San Daniele. Dicevo 3 validissimi motivi: il primo perché gli alpini di San Daniele sono presenti in tutte le nostre manifestazioni, che tipicamente si chiudono con la pasta asciutta alpina, no? Come degno corollario di tutte le nostre manifestazioni, quindi mi sembrava doveroso ringraziare tutti i membri del gruppo che sostengono tutte le iniziative dell'amministrazione comunale e delle nostre associazioni locali. Il secondo motivo è perché con questa sera ufficialmente il gruppo di San Daniele dà avvio ai festeggiamenti per il centenario e quindi auguriamo a tutti altri 100 anni, 100 di questi giorni si suol dire, alle future generazioni ovviamente incluse, e quindi oltre a ricordare i presenti ci tenevo in particolar modo a ricordare i soci e i membri del direttivo che sono andati avanti. Il terzo motivo è perché ci sono stati momenti della nostra vita in cui si poteva parlare di eventi bellici in tempo di pace, rarissimamente, ma ci sono stati momenti in cui veramente potevamo dire di godere di un periodo temporale abbastanza tranquillo. Ahimè, i fatti di cronaca hanno riportato il tema di oggi come triste attualità e quindi di fatto, diciamo, c'è una guerra che da diversi mesi impegna anche i militari italiani e, come diceva Lepore, non si parlerà solo di storia stasera, perché ho sentito il primo luogotenente parlare ai bambini delle nostre scuole presso il Tempio di Carignacco e vi assicuro che la sua passione e il suo modo delicato di raccontare alcuni fatti estremamente drammatici arricchiranno tutti noi, quindi ognuno di noi porterà a casa stasera un ricordo, un messaggio diverso di quello che è stata la campagna di Russia. Campagna di Russia che assieme alla campagna d'Africa ha visto il soldato italiano come un ottimo soldato, un ottimo padre di famiglia, una persona che ha dato la vita per degli ideali e per rispondere a degli ordini. E quindi questa sera ricordiamo non solo eventi bellici, ma anche i fatti umani, quindi persone che mediamente partivano a 20-25 anni lasciando le proprie case, le proprie madri, le proprie famiglie per adempiere a un dovere. Finivano in terre lontane, molto spesso anche dimenticati. Ci racconterà che alcuni salme rientrano tuttora a distanza di decenni, anche se non sono riconoscibili, dobbiamo loro gli onori del caso. Quindi auguro a tutti una buona serata e ringrazio di nuovo il primo luogotenente Lepore per aver organizzato questa serata. Grazie. Grazie Mauro, grazie per l'amministrazione che è sempre molto vicina. Prima di iniziare volevo far introdurre questa serata al mio comandante, il tenente colonnello Massimiliano Fioretti, che è responsabile di tutti i sacrari del Friuli Venezia Giulia. Bene, buonasera a tutti. Come mi ha presentato Alessandro, un carissimo amico e collaboratore, io sono il tenente colonnello Massimiliano Fioretti, sono direttore del Sacrario di Re di Puglia e responsabile di tutti i siti del Friuli Venezia Giulia che partono da Timau fino ad arrivare ai cimiteri austro-ungarici di Auresina e Prosecco.
Quindi siamo di fronte a quella che è la storia della memoria, la memoria legata a tutti questi ragazzi che tra prima e seconda guerra mondiale hanno lasciato la miglior vita, e quindi è nostro compito diciamo, ricordarli per quello che hanno fatto e per quello che hanno lasciato. Intanto vi porto i saluti da parte del nostro comandante, generale di divisione Diego Polè di Roma, dell'Ufficio Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa, quello che una volta chiamavamo Onor Caduti, che è sito a Roma e che dipende direttamente dal gabinetto del Ministro della Difesa. Il nostro compito principale è proprio questo, il culto della memoria. Oggi Alessandro ci racconterà qualche cosa di particolare che è legato alla storia umana della seconda guerra mondiale e soprattutto quello che è legato alla storia dell'Armir, la spedizione di tutti quei ragazzi che partirono, appunto come diceva lui, dai giardini di ogni casa per andare in un posto, in un luogo freddo, distante, lontano dagli affetti. Beh, noi abbiamo Cargnacco, che è il luogo principe che ricorda i soldati dell'Armir. Cargnacco, Alessandro è responsabile di quel sito, abbiamo sepolti quasi 9.000 caduti, ma ahimè ce ne sono ancora più di 80.000, proprio nelle zone dove oggi, ahimè, ancora si combatte, ancora c'è guerra, una guerra quindi alle porte, siamo proprio vicini, no? Noi come regione, Friuli Venezia Giulia, a quello che sta accadendo in Ucraina. E quindi è opportuno, è importante che noi si parli di memoria, si parla di umanità, si parla di ragazzi, perché come dicevo la settimana scorsa, proprio durante una cerimonia che ricordava proprio con l'UNIR questi giovani soldati, giovani ragazzi che partono e non tornano, ma rimane un dolore profondo nelle famiglie, soprattutto nelle mamme che piangeranno per sempre i propri figli. Questo accade sia durante la prima guerra mondiale che durante la seconda guerra mondiale. Quindi le guerre sono portatrici di disgrazie, solitamente. Lo diciamo noi che portiamo poi la divisa, non è una guerra, non c'è una guerra giusta, non c'è una guerra bella, in un certo senso. Quello che mi preme dire, Alessandro, è anche questo: oggi ci troviamo di fronte al centenario, no? Come dicevate, inizia diciamo questa sorta di manifestazione, di ricordo del centenario dell'Associazione Nazionale Alpini. Le associazioni, come dicevamo anche prima, nascono tutte, quasi tutte, alla fine della Prima Guerra Mondiale. Associazioni nazionali combattentistiche, l'associazione degli orfani, dei mutilati, dei ciechi. Questi territori del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo quelli legati alla Prima Guerra Mondiale, ma non solo, alla fine degli anni della Prima Guerra Mondiale saranno luoghi di pellegrinaggio, luoghi in cui, vuol dire, tantissime famiglie affronteranno il viaggio della speranza, il viaggio che in quegli anni chiaramente non poteva essere che questo, il viaggio della speranza, il viaggio del ricordo, il viaggio della memoria, per ricordare tutti quei ragazzi che partirono nella Prima Guerra Mondiale per poi trovare, ahimè, la morte in queste zone. Quindi il territorio Friuli Venezia Giulia, che è il luogo di memoria, luogo di ricordo, che deve essere assolutamente importante trasmettere ai giovani, ai ragazzi, ma non solo, anche a tutti quanti noi, perché anche noi viviamo questa realtà oggi che è abbastanza impregnata ed è vicina a quella che è la guerra, sia diciamo, vicino al settore orientale e anche ai fatti che sono legati a quelli del Libano. Pertanto lascio adesso la parola ad Alessandro per illustrare questa importante conferenza che ci permette di fare un viaggio nella memoria per capire che cosa si potesse vivere in quel periodo e quali potessero essere le sensazioni di quei ragazzi e delle famiglie che, ahimè, lasciavano i propri figli partire con la speranza poi di trovarli di nuovo.
Grazie a tutti. Grazie comandante. Un saluto doveroso al vicepresidente vicario della sezione ANA di Udine, vicepresidente basta, ti avevo già promosso, Luca Toneato, che è qui presente per assistere a questa serata. Un saluto al già capogruppo di San Daniele Varisco Ulisse negli anni 73-74 mi sembra, no? Grazie della tua presenza e grazie alla presenza di Dante Soravito De Franceschi, già presidente della sezione di Udine per decenni. Dico bene? Bene, a questo punto comandante, se mi dà il permesso, io inizio. Mi conoscete tutti perché abito a San Daniele, sono capogruppo del locale gruppo di San Daniele, appunto, però stasera ho l'uniforme perché questo è il mio lavoro. Il mio lavoro e cerco di farlo nel miglior modo possibile. Sono arrivato a Cargnacco nel 2014 e vi garantisco che sapevo ben poco della campagna di Russia. Però se uno vuole fare il lavoro fatto bene, si deve informare, si deve documentare. Io mi ricordo che nel primo inverno di Cargnacco, quando non c'erano più tanti visitatori, ho mangiato non so quanti libri. Ogni giorno quasi ne leggevo uno. Ma la storia più importante l'ho imparata da chi quella tragedia l'ha vissuta. Ed erano i nostri reduci, ormai anziani. Ormai non ce n'è più. Si contano proprio sulle dita di una mano, non delle mani, di una mano. E io da loro ho imparato tanto, perché la storia più realistica è quella raccontata da chi l'ha vissuta in prima persona, non da chi l'ha scritta da dietro una scrivania. Allora, prima di iniziare, mi rivolgo soprattutto ai più giovani. Pensate a un mondo senza telefonini, senza internet, e chiudete gli occhi e provate a fare questo viaggio insieme a me. La storia inizia da qua, campagna di Russia, 1941-1943. Italiansky Karashov. Perché ho voluto questo titolo? Perché è un titolo in cui la gente del luogo, dell'attuale Ucraina e anche delle zone della Russia, l'italiano lo riconosceva così. Italiansky Karashov, italiani brava gente. Si parte da un dato triste, un numero insignificante così, ma questi sono il numero dei caduti ufficiali della campagna di Russia. È toccato per difetto, secondo me ci sono molti di più, siamo su oltre 90.000. In Italia, ma San Daniele? San Daniele paga un grosso tributo all'Italia, perde 36 suoi giovani, 36 ragazzi, solo in Russia. Arriviamo alla storia vera e propria, con piccoli accenni. Qui noi partiamo già dal 22 giugno 41, che poi vi leggerò cosa è successo in quella data lì. Però facciamo un passo indietro. La Germania e l'Unione Sovietica nel agosto del 39 firmano un patto di non aggressione. La Germania voleva stare tranquilla sotto il profilo tattico espansionistico da parte dell'est europeo per poter rivolgere gli sforzi ad occidente, quindi attaccando poi la Francia, tutti i Paesi Bassi e voleva essere tranquilla e quindi firma un patto di non aggressione con l'Unione Sovietica. Il patto si chiamerà Ribbentrop-Molotov, che erano praticamente i ministri degli esteri delle due
nazioni. L'Unione Sovietica si è fatta sempre forte di questo patto, dicendo che i tedeschi hanno firmato un patto con noi, quindi non saremo mai attaccati da loro. E in questo patto, tra l'altro, prevedeva la spartizione della Polonia. Se il patto è stato firmato il 23 di agosto del 39, la prima guerra mondiale scatta il 1 settembre del 39, quindi una settimana dopo. E quindi sono tranquilli. Nonostante i servizi segreti occidentali li avessero messi in guardia, attenzione, guardate che la Germania probabilmente vi attaccherà, si stanno muovendo troppe truppe verso il confine orientale. Stalin, che era a capo dell'Unione Sovietica, ovviamente non ci dava più di tanto peso, anche perché, come tutti i dittatori quando salgono al potere, azzerano i vertici militari. Tutte le persone che vedono come un potenziale problema vengono estromesse dal sistema di governo. E quindi lui aveva un esercito senza condottieri all'altezza di potersi difendere. Il 22 giugno 1941, in piena seconda guerra mondiale, Hitler, infrangendo inaspettatamente il patto di non aggressione russo-tedesco stipulato nell'agosto del 1939 dai due ministri degli esteri Ribbentrop e Molotov, sferra una massiccia offensiva contro l'Unione Sovietica, dando così inizio alla celebre operazione Barbarossa. E questo si rivolge ai suoi comandanti, questo è Hitler che parla. La guerra contro la Russia non potrà essere condotta secondo regole cavalleresche. Si tratta di una lotta ideologica e razziale e dovrà essere svolta con una durezza inesorabile e senza precedenti, priva di pietà. Tutti gli ufficiali si dovranno liberare da ideologie ormai obsolete. Provate a immaginare la direttiva del loro capo supremo qual era. Inizia ovviamente in Germania la propaganda di questo avvenimento storico, epocale. La Germania che attacca l'Unione Sovietica è qualcosa di veramente sconvolgente. Cosa succede? Che il 22 di giugno del 41 un immenso esercito tedesco travolge le linee sovietiche. In 2 settimane 12 armate tedesche di 3.050.000 uomini sfondavano lo schieramento sovietico formato da 4.700.000 uomini e stanziato su un fronte lungo 1.600 km che andava dal Mar Baltico al Mar Nero. I Panzer, che sarebbero i carri armati, e le fanterie tedesche riuscirono a penetrare speditamente e profondamente in Russia, procedendo su 3 direttrici, una a nord verso le regioni baltiche, al centro verso Mosca e a sud verso le zone petrolifere del Caucaso. Questo è il movimento tedesco. E noi italiani che siamo alleati ai tedeschi, cosa facciamo? Quando questa operazione scatta, Mussolini, che era capo del governo italiano e alleato di Hitler, si trova in vacanza al mare, a Rimini, e viene svegliato di notte dai suoi collaboratori. Era una cosa che lui odiava parecchio, e tra l'altro in un diario di suo genero Galeazzo Ciano, marito di sua figlia che farà assassinare nel 1944, dice che lui non si permette di svegliare la sua servitù e sti tedeschi mi svegliano nel cuore della notte. Cosa fa? Chiama immediatamente Hitler, perché poi riesce a realizzare l'importanza di questa grande operazione militare scattata.
e si rende conto che se vuole ottenere qualcosa, e lui dà per scontato che la Germania sarà la nazione vincitrice della guerra, deve stare con loro, al loro fianco. E in questa telefonata con Hitler gli dice: il popolo italiano è consapevole, deciso a marciare fino in fondo con il popolo tedesco e a sostenere tutti i sacrifici necessari. Vi posso annunciare, tra l'altro, che il raccolto del 41 è superiore a quello dell'anno passato. Non comunicherò la cifra al popolo per non suscitare illusioni e rallentamenti nella disciplina dei consumi. La razione di pane, da una nota, viene ridotta a 200 grammi a testa, tra l'altro. Visto che era andata bene, caliamo anche il consumo del pane. La vostra decisione di prendere alla gola la Russia ha trovato in Italia un'adesione entusiastica. In una guerra che assume questo carattere l'Italia non può essere assente. I tedeschi però non ci vogliono tra i piedi, perché siamo considerati rispetto a loro un esercito di serie B. Loro hanno tutto, mezzi, uomini, dal punto di vista logistico sono preparati, hanno tutto a disposizione e sono dei combattenti. L'italiano non è visto bene dal tedesco. Hitler gli risponde: il generale Marras mi ha comunicato che voi Duce mettereste a disposizione almeno un corpo di spedizione. Se tale è la vostra intenzione, Duce, vi sarà abbastanza tempo per poterla realizzare, dato che in un teatro di guerra tanto vasto l'avanzata non può avvenire dappertutto contemporaneamente. L'aiuto decisivo, Duce, lo potreste però sempre fornire con il rafforzare le vostre forze nell'Africa settentrionale, nonché intensificando la guerra aerea e, dove sia possibile, quella di sottomarini del Mediterraneo. Mussolini insiste: sono pronto a contribuire con forze terrestri ed aeree e voi sapete quanto lo desideri. Vi prego di darmi una risposta così che mi sia possibile passare alla fase esecutiva. Guardate la foto sotto, quelle due macchine nere sono due binari dei treni. Hitler a questo punto gli fa una domanda a Mussolini e gli dice: ok, mandami sto contingente, ti faccio contento, mandami sto contingente, però le tue truppe sono autotrasportate? Mussolini, furbescamente, gli risponde: le mie truppe sono autotrasportabili. Poi con le traduzioni non hanno capito questa piccola diversità e allora Hitler gli dice: avvalla, mandami il contingente. L'aiuto italiano avvenne in due tempi. Nel luglio del 41 partirono le divisioni Celere, Pasubio e Torino, che costituivano il XIR, Corpo di Spedizione Italiano in Russia. Esso includeva inoltre reparti dei servizi della Regia Aeronautica. Il comando del corpo d'armata venne affidato al generale Francesco Zingales, che per motivi di salute venne poi sostituito dal generale Giovanni Messe il 16 luglio 41. Erano ancora in viaggio e in Austria questo generale Zingales si sentì male, gli venne un mezzo infarto e venne sostituito da Messe, che fu l'unico generale che quando arrivò in Unione Sovietica si accorse del disastro in cui sarebbe andato incontro e successivamente avrebbe preso il coraggio di prendere un aereo, di andare a Roma a parlare con Mussolini per metterlo in guardia di quello che stava facendo, dicendogli di non mandare altra gente là che c'è un disastro, cioè non usciremo vivi da quella, sarà la nostra tomba. Grazie dell'intervento, grazie del consiglio, poi venne trasferito, come succede in gran parte ancora adesso, quando uno entra in contrasto con il proprio capo, magari ti tolgono dalle scatole. Ed ecco questi giovani che si preparano, gli viene fatto un lavaggio del cervello, no? Gli dicono: occhio che andrete
in Unione Sovietica, là ci sarà gente che mangia i bambini, che non hanno diritto, sono come gli animali, sono come delle bestie, noi siamo più forti, noi vinceremo, e quindi questi ragazzi partono sereni e convinti di ciò che vanno incontro ad affrontare. Sono ragazzi che partono come quando oggi mandiamo i nostri figli in gita con le scuole, no? Partono contenti, felici, siamo forti, ci hanno detto che non succederà niente, che un paio di mesi poi torniamo a casa, salutano le ragazze, marciano e fanno le varie sfilate nei centri delle città. Qui ci sono anche quelli che ci credono ancora di più, che sono i battaglioni delle camicie nere, quelli fanatici del fascismo, quindi ci credono negli ideali e quindi partono ancora più convinti. E tra l'altro con questi delle camicie nere ha operato anche un cappellano militare che veniva da Forgaria ed era Guglielmo Biasutti. Don Guglielmo Biasutti fu assegnato alla divisione tagliamento per punizione, perché era uno di quei cappellani che andava contro alle parole del regime, alle ideali del regime, e quindi per punizione gli hanno detto: adesso vai con l'attagliamento che sicuramente ti convertono loro. Il risultato finale cos'è? Che Don Biasutti riuscì a convertire tanti giovani e a tornare in posizioni più moderate. Le mamme salutano i figli. Adesso ho visto arrivare mia moglie, dovrei riniziare da capo, ma no, andiamo avanti. Perché... La partenza, questa foto ogni volta che la guardo mi fa venire un nodo in gola. Perché? Perché c'è questo giovane papà che saluta il figlio. Un figlio che non si sa se l'avrà rivisto, probabilmente no. Un giorno ero a fare una cerimonia in Cimano e ricordo in quell'occasione che un nostro compaesano, Molinaro Guerrino, quello che ha la fabbrica dei motori elettrici, mi si avvicina e mi viene a salutarmi, sapeva che ero il responsabile del sito di Cargnacco e mi racconta in poche parole la sua storia. Adesso non mi ricordo le date, però vi faccio un esempio. Mi dice: mio papà è morto in Russia, io sono nato il 1° agosto e lui è partito il 3. Non sono le date reali, però per farvi un esempio. Quindi questo bambino potrebbe essere uno come il nostro paesano, che si ricorda di suo papà solo nel momento in cui parte. Guardate i volti di questi ragazzi, felici, si va in gita, sono contenti, spensierati, la prima volta che partono da casa, non sa, chi pensate che a quell'epoca sapesse dove era l'Unione Sovietica? Questi qua sono figli di contadini, figli di operai. Non c'è grande istruzione ancora. Si saluta la moglie, perché uno a quei tempi a 21 anni poteva avere già 1 o 2 figli. Quindi si saluta la moglie, si saluta la ragazza, si parte con... cosa possono averti dato? Un pezzo di pane, un salame, quelli che stavano meglio. Vedete, nelle varie pause, gli ufficiali che hanno in dotazione una macchina fotografica fornita dal regime per fotografare quei luoghi, perché nessuno sapeva che luoghi com'erano, e quindi dovevano immortalare anche i momenti della guerra. E questi ragazzi che sono felici, cosa cantano? Cosa canta il soldato
soldatino, dondolando, dondolando gli scarponi, seduto con le gambe ciondoloni, sulla tradotta che parte da Torino. Macchinista del vapore, metti l'olio e gli stantuffi, della guerra siamo stufi e a casa nostra vogliamo andare. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40. Cosa voleva dire? Voleva semplicemente dire che in un vagone delle ferrovie o ci salivano 8 cavalli o ci salivano 40 persone. Non era decisamente il Frecciarossa o l'Italo. Bei paesaggi, il viaggio prosegue bene fino a dove? Fino in Austria. Poi cambia. Quando arrivano in Polonia trovano queste scene qua e i nostri soldati non capiscono. I nostri soldati in questo momento entrano per la prima volta in conflitto con i tedeschi, perché il soldato italiano, quando vede una scena del genere, viene distinto di vedere questi bambini affamati, di tirare fuori dalla tasca quel poco che hanno, un pezzo di pane, un biscotto, un pezzo di lardo, e i tedeschi intervengono nelle stazioni e prendono a bastonate questi bambini e li allontanano. Gli italiani dicono: cosa vuoi? Sì, sto dando io da mangiare, cosa qua. Non riescono a capire. E questi chi sono? Sono gli ebrei, perseguitati dal nazismo e anche dal fascismo dopo. Torniamo alla domanda fatidica che Hitler fa a Mussolini sono autotrasportati o autotrasportabili? Eccoli gli autotrasportabili. I nostri soldati arrivano fino a Kiev, l'attuale, diciamo, per capirci, o anche prima. E cosa devono fare? Devono scendere dal treno, perché il treno non può proseguire, perché lo scartamento è ridotto, cioè la distanza che va di un binario all'altro è diversa di quella che è in Occidente, quindi i treni si fermano, se no deragliano. Questi ragazzi scendono e devono, visto che non hanno i mezzi su cui salire per fare il viaggio, devono farsela a piedi. Eccoli. E com'è il clima in Unione Sovietica? È un clima continentale, estati calde ed inverni molto rigidi, con le mezze stagioni che sono piovose. Via. Quindi queste divisioni, la divisione Pasubio e la divisione Torino sono quelle più sfortunate, si devono fare a 1300 km a piedi. Le altre non vanno sicuramente meglio, la Sforzesca ne fa 900 e la Cuneiense, che erano gli alpini, ne fa solo 500 km a piedi. Nel primo anno, quando questi spostamenti avvenivano, a Roma, chi è seduto dietro una scrivania ritiene che il soldato italiano sta avanzando troppo lentamente e dall'oggi al domani uno di questi generali si alza e dice: ho trovato la soluzione. Per far sì che gli italiani avanzino di più, invece di fare solo 20 km al giorno, facciamone 40. Era veramente uno scienziato uno del genere. E come lo fanno? Con tutto il peso sullo zaino, zaini di 40 kg. Questo generale Messe, che vede passare i suoi reparti durante l'avanzata verso il bacino del Donetsk, ecco che arriva la stagione piovosa. Guardate come si trasformano le strade. Dai sovietici, dai russi è chiamata Rasputitsa, che sarebbe sputo, e non entro nel spiegarvi cosa possono intendere, no? Guardate solo la strada come si riduce. E noi dobbiamo proseguire, bisogna avanzare, con sforzi immani.
pensate alla fatica, come tiri fuori un carro del genere, che non hai i mezzi, è tutto a spinta, è tutto a forza di braccia. Nel frattempo i rapporti come sono in guerra? Quando i tedeschi hanno invaso l'Ucraina, l'attuale Ucraina, sono stati accolti come dei liberatori, tant'è che una di questa cosa non è stata mai gradita dai sovietici e dai russi in questo momento, e gliela fanno ancora pagare, sottolineano questa cosa qua, no? Però ben presto si accorgono che non sono dei liberatori, perché si macchiano i tedeschi di crimini assurdi. Memori di quella frase che vi ho letto di Hitler: gli ufficiali devono abbandonare ogni regola cavalleresca, i prigionieri, se mi sei comodo ok, altrimenti ti sentenzio lì sul posto. E queste sono fucilazioni di massa, tant'è che a un certo punto anche i tedeschi si devono bloccare, perché creano nei soldati dei disturbi mentali, perché dicono, non sono tutti abituati a una scena del genere, no? Quindi c'è chi pensa e perdi un soldato. E poi c'è il costo anche delle cartucce, un colpo per ogni uomo che ammazzo è un costo nella guerra, e quindi sceglieranno altre soluzioni, come la deportazione nei campi di concentramento e l'uso dei gas. Memorial Park, Drobtysky Yar a Kharkov. Kharkov, signori, è una città che viene bombardata dai russi attualmente. Siamo in quelle zone dove c'è la guerra adesso. Nel mese di settembre del 41 i nazisti uccidono 33.000 uomini e c'è un grande memoriale in quel luogo. Sono scene forti, sono scene molto forti, e non sono film. Qui non è Steven Spielberg che proietta, sono foto reali. Quel signore davanti alla pistola è morto così. E quindi c'è scene di disperazione, scene che vediamo ogni giorno alla televisione, ma sono passati 81 anni. Bambini sterminati. Questa è la guerra. Noi non siamo abituati a ragionare di essere in guerra, ma chi lo è deve convivere con queste scene. Gli italiani in un primo momento vengono impiegati nelle retrovie, perché appunto i tedeschi non ci vogliono, no? I tedeschi stavano avanzando così di corsa che probabilmente eravamo d'intralcio, e quindi siamo impiegati nelle retrovie, facciamo compiti minori di vigilanza, di polizia militare, e di conseguenza questi ragazzi hanno parecchio tempo a disposizione e iniziano a farsi qualche domanda quando arrivano in quei luoghi lì. Cosa vi ho detto? Che erano figli di contadini, e questi luoghi sono luoghi dove ci sono solo contadini, e quando loro arrivano lì e vedono che questi russi, questi sovietici non è che sono il mostro che gli era stato dipinto prima di partire, ma era gente come quelli che avevano lasciato a casa. Non si parlavano perché avevano un'altra lingua, però i problemi erano identici: raccogliere i frutti della terra, allevare quelle poche bestie che avevano, erano zone di miseria, non è che noi avessimo grandi stalle con centinaia di mucche, e quindi si sentivano a casa. E un reduce mi raccontò che un giorno gli venne una cosa dentro e prese il coraggio di chiedere al suo comandante, gli dice: ma comandante, perché siamo qua? Il comandante effettivamente non gli seppe rispondere, gli dice: solamente per il gusto di poter tornare a casa.
perché si era reso conto che non era proprio quell'inferno che gli era stato dipinto prima della partenza. E vedete, gli italiani fraternizzano. Provate a immaginare ragazzi di 20 anni che arrivano in Ucraina, ci sono le belle ragazze di 20 anni, quindi sono anche contenti di essere arrivati in quelle zone. E durante le campagne di scavo che sono avvenute dal 1990 in poi, chi è andato in quei luoghi lì parlava con gli anziani dell'epoca, no? Degli anni 90. Gli anziani degli anni 90, settantenni, così, erano bambini quando c'era la guerra. E c'era uno che gli ha detto, io mi ricordo ancora, gli ha fatto capire, mi ricordo ancora, un cuoco, un certo Antonio, pasta, diceva pasta, mi dava la pasta. E gli italiani, quando poi avevano finito di mangiare, si erano sfamati, ciò che avanzava veniva distribuito nelle popolazioni. Guardate le ragazze, belle ragazze, soldati giovani, i preti facevano il loro compito, in zone in cui anche la religione era piuttosto tenuta in disparte dalla vita quotidiana. E possono far vedere anche scene di operazioni, di grandi battaglie. Tutte le scene che si vedono adesso non sono reali, sono state ricostruite, perché all'epoca non c'era la possibilità di filmare uno che andava all'assalto, dovevano rifarlo un paio di giorni dopo, ovviamente, con l'Istituto Luce, con i registi che dicevano vai lì, mettiti là, e quindi era un film, ma non era reale. E ci sono anche i primi caduti che muoiono in piccole battaglie, piccole scaramucce, soprattutto con i partigiani del luogo che si infiltrano nei villaggi e loro sono lì per tenere l'ordine, quindi scappa il morto. E ci sono i cimiteri da campo. E un cappellano scrive: c'è un campo di girasoli, poi c'è un'altura, sempre battuta dal vento, ecco, appena a valle c'è il cimitero, e a balze, inciso nella terra nera della steppa, croci ed elmetti di guerra, nulla più. Questo è Monsignor Aldo Del Monte. I girasoli, la campagna di Russia come emblema ai girasoli, perché questi reduci hanno raccontato di queste distese interminabili di girasoli, solo girasoli c'erano. E il cappellano militare che compito aveva? Oltre a quello di dare supporto morale e spirituale a chi doveva affrontare la battaglia, o l'aveva già affrontata, purtroppo doveva dare anche la sepoltura. E al cappellano militare, che era il seguito delle truppe, era dato il compito di tenere aggiornate le piantine topografiche del cimitero. A quelle coordinate corrispondeva un cimitero di guerra, e la prima tomba era di Tizio, la seconda di Caio e la terza di Sempronio. Quindi loro avevano la documentazione al seguito, sapevano che in un determinato luogo c'erano 150 caduti. Ecco, cimitero italiano di Vorosilovgrad, Luhansk, siamo in Ucraina, nel Donbass. Cosa facevano anche i cappellani quando c'era la possibilità? Per avere una certezza, neanche fossero lungimiranti. Se avevano a disposizione una bottiglia di vetro, mettevano il nome del caduto scritto a penna dentro la bottiglia, la sigillavano, come se sapessero che fra 30 anni, 40 anni sarebbero tornati a recuperare quel caduto, per essere certi che avesse una identità.
Primo anno di guerra corre abbastanza tranquillo, come vi ho detto, eravamo impiegati nelle retrovie. Dopodiché questo spunto iniziale tedesco subisce un arresto ovviamente col freddo, come lo subì Napoleone un secolo prima. Ed ecco che Hitler cosa fa? Chiama di nuovo Mussolini e gli dice: caro Mussolini, so che eri disponibile a mandarmi uomini all'epoca per la guerra in Russia, sei ancora disposto a mandarmi questi uomini? A Mussolini non gli sembra vero, ed ecco che fa partire altre divisioni italiane. Qui entrano in gioco gli alpini, che prima non è che fossero stati in vacanza, erano impiegati sul fronte greco-albanese, dove vennero veramente messi a dure prove, parlando come un reduce che ha vissuto le due fatiche, le due tragedie, che ha vissuto la Grecia e la Russia. Gli ho chiesto qual è stata più dura. Senza dubbi la Grecia, mi ha detto. Non avevano né da mangiare, né munizioni, non avevano niente. È stata una campagna di invasione mandate allo sbaraglio senza nessun tipo di supporto. La tragedia della Russia, dicono sì, il freddo è stato devastante, ma la Grecia imbattibile. Nella primavera del 1942 mezzi navali della Regia Marina, richiesti esplicitamente dalla Germania, iniziarono a operare nel Mar Nero e sul lago Ladoga. Nell'estate di quello stesso anno altre unità raggiunsero il fronte orientale, le divisioni Posseria, la Ravenna e la Sforzesca, secondo corpo d'armato, e le divisioni Punense, Iulia e Tridentina, corpo d'armato alpino. Il vecchio XIR divenne il 15° corpo d'armata. Il 9 luglio del 1942 l'ottava armata italiana subentrò al precedente comando di corpo d'armata, al comando del generale Italo Gariboldi, e qui venne l'avvicendamento. Messe fu richiamato in Italia perché era scomodo e fu mandato al suo posto questo generale Italo Gariboldi, che sarebbe un yes man, come lo chiamiamo i giorni nostri, uno che asseconda qualsiasi volontà dei suoi comandanti. Nell'autunno giunse in Russia anche la divisione di fanteria a Vicenza con compiti di presidio, e gli italiani vengono spinti sul fronte proprio in prima linea. Eccoli qua i nostri ragazzi, la Giulia allo stadio Moretti di Udine, schierata con circa 15.000 uomini. Stesso film della partenza di un anno prima delle fanterie normali. Gli alpini partono contenti non tanto perché avevano già fatto la Grecia, quindi sapevano cosa andavano incontro, però devono partire. E qui partono anche i 36 di San Daniele. Guardate l'alpino sul treno alpino, poi diretto per Mosca. Guardate come è scritto Mosca, con la S storta. Appunto perché non c'era un'istruzione paragonabile ai giorni nostri. C'era gente che aveva fatto 2 o 3 anni di scuola, non tutti avevano la quinta elementare, quindi, e c'era chi non poteva scrivere niente perché non sapeva, magari faceva il disegno dell'alpino, ma scrivere no. Tutti contenti, si parte, vedete? Giovani, pronti a muovere, stessa trafila, stesso viaggio, stessi problemi. Viaggio bello fino in Austria, dopo cambia. Trovo stazioni bombardate, bambini in condizioni disumane. Nel settembre del 1942 lo schieramento italiano si estendeva lungo il Don per poco meno di 300 km. Proseguiva, alla sua sinistra, una sottile linea ungherese e a destra invece si trovava l'armata romena. A destra dei romeni i tedeschi premevano su Stalingrado. L'incredibile lunghezza del settore di fronte italiano
andava a scapito della sua robustezza. Esso era inoltre sguarnito di unità di rinforzo nelle immediate retrovie. Cosa vuol dire? Qui gli italiani subiscono un altro trauma inflitto dai tedeschi. Le dottrine dell'epoca di difesa dei settori, ogni divisione di soldati come la Giulia, per farci un esempio, 15.000 uomini, potevano difendere un settore di 6-8 km. I tedeschi ce lo portarono a 23. Quindi potete immaginare molto diluito. E di conseguenza ci sono problemi per la gestione. E soprattutto dietro le spalle non abbiamo nessuno. E se succede qualcosa al fronte che viene rotto, c'è qualcuno che rincalza. In quel caso lì non c'è niente. Eccoli qua, sistemati gli alpini del Cervino presso i loro alloggiamenti. Un reduce in un suo scritto disse che gli italiani si erano sistemati bene, avevano fatto dei bei ricoveri a ridosso di questo fiume Don, sulle sponde occidentali, e si erano sistemati bene. Soprattutto, scrive, nel settore dove ci sono gli alpini. Gli alpini sono sistemati benissimo, avrebbero potuto trascorrere un inverno senza problemi. Allora mi faccio una domanda io, ma perché gli alpini? Erano più bravi gli alpini? No, gli alpini semplicemente venivano dalle zone fredde dell'Italia, quindi sapevano che quando sarebbe arrivato l'inverno e sarebbe giunto il freddo e si sarebbe andati sotto lo zero, dovevo fare determinati accorgimenti per poter stare tranquillo e al sicuro. Provate a immaginare al ragazzo di fanteria che arrivava da Lecce o da Bari, da Palermo. Portiamolo a meno 30, meno 40, con i vestiti che vedremo dopo. Praticamente era già condannato. E questi sono gli alloggi dei nostri soldati, le tane scavate sottoterra per ripararsi dal fuoco nemico e dal freddo. Guardate qua, appeso un salame dall'Italia, le foto dei paesi, delle mogli, lo scaffale, erano sistemati bene. Nella loro drammaticità erano sistemati bene, non c'era di meglio. Fotoricordo, l'ufficiale che passava in rassegna, vedeva la postazione del cannone e faceva la foto agli uomini che erano in dotazione a quell'arma. La distribuzione del rancio avveniva ogni giorno. Però noi purtroppo siamo italiani e abbiamo un peccato originale, ci portiamo dietro probabilmente da sempre. Mentre chi è impiegato in linea sul fronte, gli viene data la razione prevista o forse anche qualcosina in meno, chi era nelle retrovie poteva spassarsela in maniera più abbondante. E già a quell'epoca c'era il mercato nero nella popolazione, cioè io ti davo il formaggio, tu cosa mi davi? Mi davi magari qualcos'altro, magari alle ragazze c'era qualche altro rapporto, no? E di conseguenza gli italiani si trovano a dover arrangiarsi. L'italiano poi si arrangia in tutto. Questa scena qua in Grecia era all'ordine del giorno, dovevano andare ad ammazzare le galline, a portare via quel poco che trovavano in giro, andare a caccia perché non c'era niente da mangiare. E qui, anche in questo caso, gli alpini si arrangiano, animali non mancano e quindi si va a caccia. Quando un giornalista tedesco intervistò l'allora generale feldmaresciallo Rommel, che era ancora uno dei migliori generali nazisti,
gli fece una domanda, gli disse: quale esercito vorrebbe comandare? Io vorrei comandare un esercito di ufficiali tedeschi e soldati italiani. Gli ufficiali tedeschi per la disciplina che gli era stata inculcata, e il soldato italiano perché si arrangia a fare tutto. Il soldato tedesco, quando il fucile non sparava, tornava indietro, consegnava il fucile e non spara. Il soldato italiano il fucile non gli sparava quasi mai e doveva arrangiarsi col fil di ferro, con un pezzo di legno, con qualcosa per poter andare avanti. E dall'altra parte invece erano messi meglio, avevano armi più all'avanguardia per l'epoca. Noi abbiamo fatto la seconda guerra mondiale con le armi della prima guerra mondiale e quindi eravamo arretrati. I tedeschi avevano ragione anche. Queste erano le Katyushe, un sistema di lancio di razzi multipli, era soprannominato l'organo di Stalin per il sibilo che facevano quando partivano questi proiettili. I tedeschi erano terrorizzati, figuriamoci noi. Questo era il carro armato T-34, 26,5 tonnellate di ferro e acciaio. L'unico che lo fermava era un cannone da 88 tedesco. Gli italiani non avevano armi contro carro. Noi avevamo dei cannoncini che scalfivano leggermente la corazza e dovevamo fermarli. Questi erano i carri armati italiani impiegati in quel settore lì, che avevano una loro funzione, però non contro quei carri armati sovietici. Il 16 dicembre 1942, dopo alcuni giorni di intensi bombardamenti e di logoramento, i sovietici diedero il via all'operazione Piccolo Saturno, sferrando l'attacco decisivo. Le due divisioni italiane di fanteria Cosseria e Ravenna resistettero per 4 giorni. Cosseria si dice. Cosa succede? Gli ufficiali osservatori che erano sulle postazioni italiane si accorgono che il fiume che scorre, che è quella linea nera dove ci sono le frecce a confine, diciamo, dove c'è il bianco sopra, quello lì è il Don, è un fiume che era soprannominato dagli italiani il Placido Don, per lo scorrere dell'acqua come l'olio, placidamente. Questi ufficiali osservatori si accorgono che nel giro di poco questo fiume aveva cambiato il modo di scorrere e dal modo placido era diventato increspato e non capivano perché. Cosa accadeva durante la notte? Che dall'altra parte del fiume, dall'altra sponda, i sovietici portavano dei tronchi e li ancoravano al letto del fiume, quindi abbassando il livello dell'acqua. Sapete benissimo che anche nel tagliamento, dove c'è l'acqua più profonda, scorre via lento, dove l'acqua è bassa è crespata. Però non avevano capito il perché. E perché hanno fatto questa operazione? Perché i sovietici sapevano che il fiume sarebbe ghiacciato. E passare con i carri armati da 26 tonnellate su un fiume ghiacciato, senza avere un forte basamento, avrei perso il carro armato, che sarebbe sprofondato nel fiume. Con i tronchi sotto avrebbe retto il peso dei carri. Ed ecco che dopo 5 giorni di logoramento, di fuoco, di artiglieria su un determinato settore, si muovono anche i carri armati. Questi sono i lanciarazzi Katyusha, che partono ininterrotti giorno e notte e colpiscono le linee degli italiani. Si muovono le fanterie, avanzano. E gli italiani sono schierati lì e non riescono neanche a difendersi, perché non riesco a difendermi con i carri armati e con tutto il movimento di truppe che c'è.
quindi tengono la posizione più che possono. E poi arriva l'ordine che bisogna ripiegare. Quelle due divisioni, la Cosseria e la Ravenna, sono fatte ripiegare. La ritirata per vincere l'asserchiamento russo fu un dramma inenarrabile che costò migliaia di morti e la distruzione di tutta l'armata, la quale, se riuscì a portare in salvo circa il 50% degli effettivi, perse lungo la via del ripiegamento quasi tutto il suo materiale pesante, migliaia di autocarri, di quadrupedi, di cannoni e pressoché al completo i propri magazzini. Quando i sovietici hanno travolto le linee italiane, sono penetrati nelle retrovie, dove c'erano i comandi, dove c'erano i magazzini, dove c'erano tutto il materiale che serviva alle truppe sul fronte. Ed ecco che ripiegano le fanterie. Gli alpini sono ancora sul fronte, sono ancora lì, perché devono stare lì, così è stato detto dai tedeschi, ordinato dai tedeschi. Gli italiani devono stare a proteggere la linea del fronte. Qui sono migliaia di soldati che senza ordini scappano inseguiti dai sovietici, nel freddo, al gelo, temperature di meno 30, meno 40 ogni giorno. Guardate queste foto, questi sono ragazzi di 20 anni, non hanno neanche le armi, come avete potuto vedere, qualcuno ha abbandonato anche i fucili. E i canti degli alpini, che vedremo domani sera per chi vuole venire ad ascoltarli, parlano di questo. In una canzone dicono: gli alpini vanno come angeli bianchi e ad ogni passo coprono una fossa. In un altro passaggio dicono: anche l'arma si è mutata in croce. Cosa vuol dire? Anche l'arma si è mutata in croce. Dal momento in cui io non ho le munizioni per poter sparare, questo fucile che mi porto dietro è una croce e non serve a nulla. Ecco, viene abbandonato, vado avanti senza niente. Le colonne dei carri tedeschi vanno speditamente nelle retrovie. Quei pochi italiani che osano potersi aggrappare ai mezzi tedeschi vengono bastonati coi fucili sulle mani, vengono spezzate le dita perché devono stare per terra, non devono salire, non sono tedeschi, sono italiani, quindi gli italiani se la fa a piedi. Dopo che ci hanno requisito tutti quei pochi mezzi e soprattutto tutta la benzina è servita per i tedeschi, per il ripiegamento tedesco. Scene di devastazione, di paura. Provate a pensare alla paura e a cosa pensano questi ragazzi, alle famiglie, a chi è a casa. Sicuramente molti di loro dicono: non vedrò più nessuno. Guardate come sono ridotti col freddo, col gelo. In un racconto di un alpino scrive che la notte di Natale del 42 era di servizio di guardia. I servizi di guardia generalmente durano 2 ore, dopodiché vieni sostituito, vai a riposo. In quel contesto lì, col freddo, durava 15 minuti. E lui scrive: la notte di Natale sono di guardia, ci sono meno 42 gradi e c'è un vento sottile. Provate a immaginare cosa vuol dire quel vento sottile a meno 42 gradi. Foto di ritirate non organizzate, i sovietici passavano puntualmente con gli aerei e mitragliavano, ammazzavano, venivano attaccate le retrovie,
perché quelli che erano avanti erano meglio armati, dietro erano quelli che erano disarmati, quindi era una tragedia ogni giorno. E ogni giorno dovevano affrontare un combattimento per rompere l'accerchiamento. Il 13 gennaio del 1943 i sovietici diedero inizio all'operazione Ostrogoz-Rossos contro il corpo d'armata alpino e la seconda armata ungherese. Il 15 gennaio 1943 alcuni carri armati sovietici provenienti da sud, quindi non di fronte, da dietro arrivavano, irruppero a Rossos, sede del comando di corpo d'armata alpino. Il comando si spostò a Podgornoe, ma la divisione cuneinse, Giulia, Tridentina e Vicenza rimasero ancora in linea. Ricevettero l'ordine di ripiegamento solo il 17 gennaio, lasciando il loro settore praticamente intatto e inviolato. Gli alpini al fronte non hanno sparato, perché non c'è stato bisogno. Avevano sfondato da un'altra parte ed erano stati accerchiati. Vengono lasciati lì fino al 17, quindi un mese dopo l'inizio della ritirata delle altre divisioni di fanteria. Ci sono gli ordini in cui dicono che bisogna percorrere 3 direttrici, una a nord, una al centro e una a sud. Quelle al centro e al sud dovrebbero confluire sull'abitato di Valuiki, che quando fu diramato l'ordine era libero da truppe nemiche. Quelli a nord dovevano passare per Nikolaevka. Ed ecco che si muovono, sconvolti dal freddo, non si dorme, non si mangia, abbiamo problemi di congelamento ai piedi, gli scarponi che abbiamo in dotazione sono degli scarponi con un pessimo cuoio, gli scarti di lavorazione del cuoio, pressato, non avevamo le scarpe di cartone, come si dice, però era un cuoio di bassa fattura e sotto avevano i chiodi di ferro. Camminare sul ghiaccio con i chiodi di ferro è un grande conduttore del metallo e di conseguenza questo freddo saliva sui piedi e i piedi si congelavano. Un reduce mi ha raccontato che durante la ritirata si fermano in un villaggio che era libero dalle truppe nemiche e riescono a entrare in una isba, le casette tipiche sovietiche, per trovare un po' di conforto. Non è che ci fosse il fuoco acceso, ma almeno non c'era vento, almeno stavano un po' al riparo. E il suo amico vicino si siede sul pavimento, appoggiato con la schiena al muro, e ha la malaugurata idea di sfilarsi lo scarpone. Toglie lo scarpone, quando sfila il calzino rimangono le dita dei piedi dentro il calzino. E lui la butta anche a sorridere e dice: bah, adesso peso anche di meno, gli dice. Torna a vestirsi, ripartono. Un paio di giorni dopo viene costretto ad abbandonarlo lungo la strada perché è colto da dolori lancinanti. Il congelamento, sul momento io non sento niente perché sono congelato, no? Quando poi il corpo umano riprende la circolazione, che il sangue inizia a circolare in quei luoghi lì, si hanno dei dolori assurdi. Chi è tornato dalla Russia vi posso garantire che quasi il 90% aveva dei principi di congelamento agli arti inferiori o alle mani. Guardate queste foto, cioè colonne interminabili di soldati. E soffrono anche gli animali. Il mulo coperto dal ghiaccio, poi il mulo muore. Quando muore il mulo bisogna essere veloci a farlo a pezzi perché sennò congela e non lo taglio più. Quindi appena vedi che il mulo cade per terra bisogna iniziare a smembrarlo per mangiarlo, per avere la possibilità di continuare la tragedia. Ed ecco, come vi dicevo prima, iniziano a morire anche quelli che non vengono colpiti dalle pallottole, muoiono congelati.
quando si fermavano per fare la pausa, non potevano mettersi in disparte, dovevano stare sempre con qualcuno vicino, perché intanto che dormivo io, lui stava sveglio e dopo 10 minuti mi svegliava, perché sennò sarei morto assiderato e congelato. Allora 10 minuti erano tollerati per il corpo umano. Sapete benissimo che se dormo le funzioni del corpo si abbassano, quindi anche la temperatura scende e in quelle condizioni sarei morto congelato. E vengono sepolti dalla neve. Non c'è il tempo di dare sepoltura adesso, non ci sono più i cimiteri da campo che vi ho fatto vedere prima. Qui chi muore viene lasciato in parte, lì, sotto la neve. Qui sono attaccati dagli aerei che mitragliano e ammazzano e muoiono. Questi sono i nostri ragazzi di 20 anni. Quando i carri armati entrano a Rossos, non c'è bisogno che sparino coi cannoni. È come in un videogiochi. Inseguono i soldati e li schiacciano col carro armato. Questa è la fine che hanno fatto tanti soldati italiani. Lì, dimenticati nella steppa, al freddo, e le madri a casa, e i padri, i figli. C'erano qui un superstite, un reduce, c'erano centinaia e centinaia di morti e si camminava sopra i morti perché era come camminare sul ghiaccio. Un'ora che sono lì e sono duri come il ghiaccio. Era 46 o 47 sotto zero, aveva il termometro il mio capitano, Michele Morstabilini, 23 anni. Come torna a casa uno da questa tragedia? Come vive la vita dopo che ha vissuto queste cose? Sarà condizionato per sempre. E ancora morti, assiderati dal ghiaccio, dal freddo. Questa foto qua, volete sapere come è morto quel ragazzo lì? È morto appoggiato sulla spalla di un compagno. Il compagno si alza e lui rimane lì, congelato, appoggiato sullo zaino e con la mano sulla spalla di qualcuno. E così ha trovato la morte. Questi sono tedeschi, ma anche loro avevano una madre. E tutti quelli che muoiono hanno una madre. Questo si teneva probabilmente legato a una corda, stava camminando fino a quando le forze l'hanno abbandonato. Tempo di cadere, si è già congelato. Ah, scusa un attimo, guardate cosa avevano ai piedi. Durante la ritirata hanno capito che lo scarpone sarebbe stata la devastazione. Quindi buttavano via gli scarponi, si facevano su con le coperte, quelle poche che trovavano, brandelli di cappotti e di vestiario, si avvolgevano i piedi. Sarebbe stato un metodo per tornare a casa. Quelli che sono tornati quasi tutti erano vestiti così, con le coperte ai piedi. Altrimenti dovevano, quando ammazzavano un sovietico, la cosa più ambita era sfilare gli stivali che avevano, che erano i valenchi, così chiamati, ed erano di feltro, lana cotta. Quindi si mettevano su questo stivale e il piede stava al caldo. Questa era la scena dopo le battaglie, dopo il ripiegamento, quando venivano attaccati. Questi sono uomini, ragazzi, sono uomini, o parti di essi. Questa è la guerra. E chi dichiara la guerra a uno Stato non è quello che poi va a farla. Putin, che ha dichiarato guerra all'Ucraina e viceversa, non è che ha preso il fucile e va da Zelensky e gli spara, manda i figli dei contadini.
Guardate questa scena, questo cane, anche l'animale, sta chiedendo cosa sta succedendo qua, lui è abituato al freddo, è lì. Cosa sta succedendo questo movimento di gente? Guardate la prossima foto che vi metto. È cambiato solo l'animale, adesso è l'uomo, però l'uomo che muore questo, uno che non ce la fa più a seguire, si lasciavano abbandonare, perdevano le forze. C'è gente che ha dovuto abbandonare il fratello durante la ripiegata, perché il fratello non camminava più, l'ha portato un po' a spalle, sono riusciti a trascinarlo ancora per qualche ora e poi devono abbandonarlo perché se lo porto avanti muoio anch'io. E quando va via la neve, ecco lo scenario che rimane. Devastazione, morti ovunque. E da chi? Cosa fanno questi morti? Vengono caricati dalla pietà delle popolazioni locali sui mezzi, sui carretti trascinati dagli animali e vengono portati in fosse comuni, dove a distanza di 60 anni in gran parte abbiamo potuto andare a visitare queste fosse, a cercare di riportare a casa i nostri morti italiani. Gran parte vengono dalle fosse comuni e ci sono tanti ignoti, infatti anche a Cargnacco, perché appunto provenivano da questi luoghi. Il cimitero campale era impossibile sbagliare, infatti quelli che ci sono a Cargnacco che hanno un nome erano per 3/4 provenienti da cimiteri campani. Il 16 gennaio, 43 giorno di inizio della ritirata, il Corpo d'Armata Alpino contava 61.155 uomini. Dopo la battaglia di Nikolaevka si contarono 13.420 uomini usciti dalla sacca, più altri 7.500 feriti o congelati. Questo è un sottopasso ancora esistente nella località di Nikolaevka, che non si chiama più così, ma si chiama Livenka. Quando i nostri soldati sono arrivati presso l'abitato di Nikolaevka, siamo nella pianura della Russia adesso, no? Quindi non ci sono montagne, però ci sono queste piccole balze, piccole collinette, dolce movimento del terreno. Quando si trovano a scollinare e vedono l'abitato di Nikolaevka e scoprono che il fondovalle dove passa una ferrovia è presidiato dai sovietici che li stanno aspettando con le mitragliatrici e i fucili, i cannoni, questi soldati che già da un mese che fanno la ritirata, o da 15 giorni gli alpini, gli viene distinto di girarsi e di ritornare indietro. Allora quando vengono da me le scuole in visita al sacrario, ci sono i ragazzi che stanno attenti perché sono presi il presidente da quello che racconti, no? da cose che non leggono nei libri di storia. Io gli faccio sempre una domanda, gli dico: ragazzi, ditemi se qualcuno di voi sa chi era Tutankhamon. Lì si alzano: io lo so, era un faraone dell'Egitto. Bravo, gli dico, bravissimo, no? E poi magari gli dico: chi era Giulio Cesare? Allora lì già qualcuno in meno, però era un imperatore romano. Non era un imperatore, però era un condottiero romano, giustamente, bravo. Poi gli dico: e chi era Reverberi? Neanche i professori, giustamente. Reverberi, tutti che si guardano, con la professoressa che guarda l'altra professoressa. Reverberi era il comandante della divisione tridentina, generale Reverberi, che in quell'occasione, quando vede i suoi soldati girarsi e tornare indietro, sale su un carro armato tedesco e spara 3 colpi di pistola in aria. Allora questi ragazzi si fermano a vedere cosa sta succedendo. E lui gli dice: ragazzi, se torniamo indietro, di noi nessuno tornerà a casa. Ci faranno prigionieri, moriremo, dovremo camminare, succederà l'impossibile. Quindi noi dobbiamo andare per forza di là. Di là è l'Italia, di là è casa nostra, le nostre madri, le mogli, i figli ci aspettano, sono là.
e sa benissimo che è l'ultimo accerchiamento questo da rompere, perché dopo sarebbe arrivato in terra difesa da truppe alleate e quindi per forza bisogna sfondare. Quando questi ragazzi si sentono toccati negli affetti più cari, la casa, la mamma, il figlio, il fratello, raccolgono le ultime forze e si buttano proprio all'arrembaggio queste postazioni difese dall'Armata Rossa, dai sovietici. Ma non hanno neanche i fucili, tanti di loro, perché li hanno lasciati per strada. E la battaglia di Nikolaevka avviene il 26 di gennaio del 1943. Ed è cara agli alpini perché? Non perché erano i più bravi, perché in quell'occasione la maggior parte del peso della battaglia la dovette subire la divisione tridentina, che era una divisione alpini. Ma perché? Perché era rimasta quella meglio armata, quella che aveva ancora qualcosa da poter mettere in contrapposizione con l'avversario. E come si salvano? Si salvano grazie a questo sottopasso della ferrovia, che è ancora una meta di pellegrinaggio fino a poco prima che scoppiasse la guerra attuale in quei luoghi. E lì ci sono le targhe degli alpini, i gagliardetti appesi, e in quei mattoni ci sono ancora i fori dei proiettili sparati 81 anni fa. E riescono a questo buco a mettersi in salvo. Tutta quella colonna passa di lì. Il 6 marzo 1943 le prime tradotte che riportavano in Italia i superstiti del corpo d'armata alpino lasciarono Gomel, Bielorussia. Il 15 marzo partì l'ultimo convoglio. Gli arrivi in patria terminarono il giorno 24 dello stesso mese, mentre per il trasporto in Russia il corpo d'armata alpino erano stati necessari 242 treni per portare tutti gli alpini col materiale. Per ritornare ne bastarono 17. Deve farci pensare a quanti non sono tornati. E questi sono solo gli alpini. Questa persona qua al centro è il colonnello Signorini. Questo fianco è Reverberi. Questo al centro è il colonnello Signorini, che comandava il 6° Alpini, che era della Tridentina. Quando vede sfilare i resti del suo reparto dopo aver rotto Nikolaevka e scopre che sono 4 gatti, viene colto da un infarto e muore. Il suo corpo riposa al Sacrario di Carmiaco. Adesso tirano il fiato, sono fuori dalla sacca, fuori da dover combattere, riescono ad arrivare in territorio difeso dagli alleati. Ripatriarono anche i superstiti delle visioni di fanteria, tranne il 2° corpo d'armata, nel quale confluirono elementi di svariati reparti. Esso fu destinato in un primo momento a rimanere sul fronte orientale. E il 25 marzo del 1943 assunse il comando di tutte le truppe italiane ancora presenti in Russia. In seguito ad accordi ulteriori con il Comando Supremo tedesco, si decise che anche il 2° corpo d'armata rientrasse in Italia. Le partenze da Gomel per l'intera armata si conclusero il 22 maggio del 1943, cioè noi dopo Nikolaevka stiamo fino a maggio ancora in quei luoghi, con chi ovviamente è rimasto in salute meglio. Queste sono le foto degli italiani che tornano. Quando arrivano sul Brennero coi treni e vedono scritto Italia, provate a pensare a questi ragazzi, a quello che hanno passato e la voglia che hanno di affacciarsi ai finestrini per vedere casa loro. Il personale delle ferrovie dello Stato è stato istruito a picchiarli e a farli rientrare, perché la gente non deve vedere in che condizioni tornano a casa. Questo
è un ragazzo che scrive: da un'esperienza del genere si poteva uscire più fascisti di prima, ma anche un individuo del genere riconosce che la popolazione russa era fatta di brava gente, di persone generose e buone. Siamo tornati in Italia, ci hanno concentrati in quarantena, poi in caserma. La prima cosa che fanno, distribuiscono un opuscolo dell'ufficio propaganda fascista in una maniera offensiva. Iniziava: tu hai sofferto, tu hai combattuto per la patria. Se sei un buon soldato ti cuci la bocca e non dici niente né dell'esercito né dei tedeschi, non parli, solo così sei un buon soldato. Questa fu la prima accoglienza che abbiamo ricevuto da un capitano dell'esercito. Questo qua scriva, bisognava prenderlo a calci. Gli italiani, quando erano in ritirata, molti di loro sono riusciti a sopravvivere grazie alla popolazione sovietica, che dalle case uscivano queste donne e tiravano 4 patate crude, cotte, le bucce, sono salvati mangiando le bucce delle patate. Chi è tornato a casa? E quando venivano presi prigionieri, gli italiani al 90%, a meno che non fossero state delle camicie nere, venivano portati nei campi di prigionia. I tedeschi venivano spesso sentenziati sul posto, perché si erano macchiati di crimini pesanti contro le popolazioni. Tant'è che i tedeschi avevano capito e prima di farsi catturare mettevano su l'uniforme degli italiani. Però i sovietici, che non erano fessi, li facevano parlare. Se parlava italiano, ok, altrimenti li ammazzavano. Bruno, ti celi, quando rientrano, grande propaganda, sfilata dei superstiti, delle divisioni. Quelli che sfilano è gente che in Russia non c'è stata. La divisione cuneense, che è una divisione martire degli alpini, era composta da 16.500 persone, caduti e dispersi 13.470, feriti e congelati 2.180. Provate a immaginare quanti sono tornati. E questi qua sfilano a pieni ranghi. Iniziano a poter andare a trovare i figli, i fratelli, nei centri di contumacia, così erano chiamati, in cui venivano trattenuti per rinvigorirli, non potevano mandarli a casa come sono arrivati, quindi li sfamavano, li mettevano un po' in sesto e poi li potevano uscire. Però la maggior parte di coloro che furono fatti prigionieri fu costretta a marciare per giorni e giorni e poi a viaggiare anche per settimane su vagoni bestiame in condizioni allucinanti, con distribuzioni rare e scarsissime di cibo, soffrendo terribile la sete, riposando pochissimo e con temperature molto rigide. Ogni mattina i morti venivano accatastati ed abbandonati lungo i binari o sepolti in fosse comune. Ultimamente a Cargnacco sono arrivati dalle fosse di Kirov. Kirov era una località dove c'era uno snodo ferroviario. Probabilmente lì venivano buttati giù dei vagoni alle mattine quando facevano la conta e vedere chi era sopravvissuto. Ecco le marce, cioè chi si è fatto 300 km a piedi e arriva fino a Valuiki, dove era un passaggio obbligato delle due colonne che andavano, quella al centro e quella a sud. Quando arrivano a Valuiki scoprono che ci sono divisioni di sovietici che le aspettano, e vengono fatti tutti prigionieri e da lì devono rifarsi tutto il viaggio a ritroso nelle famose marce del Davai. Questi reduci, quei pochi che sono tornati dalla prigionia, si ricordano le marce del Davai. Perché del Davai? Perché era ciò che si sentivano dire da chi era discorda ai convogli, alle persone, i sovietici, no? Gli soldati sovietici, gli dicevano Davai, vuol dire vai avanti, muoviti, vai, Davai. E così erano le marce del Davai. Chi si fermava veniva ammazzato sul posto.
eccoli, qualcuno che riesce a capire qualche parola fa da traduttore, vengono divisi, gli ufficiali vanno da una parte, i soldati da un'altra, gli ufficiali saranno gli ultimi a tornare a casa. L'ultimo degli ufficiali italiani, il generale Reginato, rientra nel 1954, la guerra è finita nel 1945, questo rientra nel 1954, i tedeschi rientrano alla fine degli anni 60. Qui sono ancora abbastanza contenti. I campi di prigionia furono tremendi. Questo era il campo di Tambov, campo 188, ogni campo aveva un numero. Tambov è stato quello forse peggiore. In certi campi di prigionia ci sono stati anche degli episodi di cannibalismo. 3 sopravvissuti. 1000 sopravvissuti su 20.000 imprigionati, 9.000 gli italiani morti e registrati. Una cosa che i sovietici facevano molto bene era la registrazione. Loro scrivevano tutto, tutto quanto. I problemi sono stati poi quando abbiamo potuto andare a recuperare questi morti, a vedere questi archivi, la traduzione. Loro scrivono in cirillico e tanti nomi erano storpiati, quindi dovevi andare con gli archivi italiani, confrontare, c'era un soldato con quel cognome. No, non esisteva questo cognome. Allora forse non era così, ma era così. E allora dovevano fare 1000 sforzi. E nei campi c'erano le fosse comuni. In questi luoghi ci sono ancora tanti soldati italiani. Non abbiamo potuto riportarli a casa perché? Perché non sono stati seppelliti solo gli italiani. Queste fosse qui c'erano ungheresi, c'erano rumeni, c'erano tedeschi e quindi in quei luoghi lì non si è potuto poterli portare a casa perché non sapevamo se portavamo un italiano o un tedesco o un rumeno. Quando si spargeva la voce che da Udine sarebbe transitato un treno che riportava in Italia i soldati italiani dall'Unione Sovietica, da tutto il Friuli partivano i padri e le madri con le biciclette, con la foto del figlio in tasca e arrivavano alla stazione. E questi soldati che si affacciavano ai binari chiedevano: hai visto questo ragazzo? Facevano vedere la foto, in molti casi non si conoscevano. Gli italiani impiegati nella campagna di Russia erano 220.000, quindi era difficile che si conoscessero, però ci sono stati casi di gente che ha testimoniato che conoscevano quella foto perché erano dello stesso reparto, erano della stessa compagnia, quindi sapevano che era morto. Molti di loro che rientravano si sentivano in colpa di essere rientrati e gli altri sono rimasti là morti. E allora queste madri che chiedevano notizie del figlio gli dicevano: guarda che tuo figlio è ancora in campo di prigionia, ho sentito che dovrebbero rilasciarlo alla volta successiva. E queste madri hanno alimentato la speranza di vedere tornare il loro figlio a casa. E ci sono famiglie che hanno perso più figli, non uno solo, 2, 3, nella campagna di Russia. E i cappellani militari in quell'occasione hanno fatto un'opera grandissima, hanno girato tutta l'Italia per dare notizie alla gente che chiedeva dei loro congiunti. In questi luoghi dove c'erano le tombe, le fosse comuni, sono stati eretti dei cippi commemorativi dove vengono ricordati i soldati italiani. Qui vediamo un nostro Presidente della Repubblica che era Azeglio Ciampi in visita in un luogo nel campo di Tambov, appunto nella rada di Tambov, a rendere omaggio ai soldati italiani. Questi cippi sono a cura delle nostre ambasciate e vengono accuditi nel miglior modo possibile. Poi
anche la stampa inizia a chiedersi un po', no? Perché dicono i nostri prigionieri, Stati Uniti 125.000 tutti rientrati, Inghilterra 408.000 tutti rientrati, Francia 37.500 tutti rientrati, Russia 80.000, rientrati solo 12.400. I russi, i sovietici come è meglio chiamarli, nel secondo conflitto mondiale hanno avuto 22 milioni di morti. Il soldato che combatteva per l'Unione Sovietica, che poi tra l'altro loro erano a casa loro, molto spesso non erano trattati meglio dei nostri soldati, non avevano per sfamare nessuno, non avevano tutto quello che serviva per sfamare tutte queste truppe al seguito. E questi sono i soldati che non sono tornati dalla prigionia. Cosa rientra dall'Unione Sovietica, dall'ex Unione Sovietica? Rientrano questi piastrini, che il Ministero della Difesa, noi in particolare, siamo sempre battuti contro qualsiasi manifestazione che con cerimonie di consegna del piastrino del caduto. Perché dovete capire che dagli anni 90, quando è caduto il muro di Berlino, c'è stata la disgregazione dell'Unione Sovietica e si è potuto iniziare a girare come turisti in quei luoghi, negli anni 90 si sono vivi ancora parecchi reduci, no? Di quelle battaglie. Tant'è che ho visto poco tempo fa una trasmissione in cui c'era Mario Rigoni Stern, che è colui che ha scritto Il sergente nella neve e che è uno che ha vissuto la guerra, che faceva vedere quei luoghi dove era, diceva lì c'era questa postazione, diceva i nomi, c'era Tizio, Caio e Sempronio, poi là c'era il caporale con questo, qui c'era il comando e c'erano Tizio, Caio e via avanti. Quindi sapevano benissimo di questi luoghi, no? E le popolazioni che abitano questi posti sono popolazioni poverissime. C'è la miseria più assurda, ancora adesso. E quando hanno capito che al visitatore italiano che andava in quei luoghi lì poteva interessare la gavetta con su scritto il nome di Mario Rossi da Udine, la portavano fuori. E io che arrivo da San Daniele e mi arriva fuori un bambino con le piastrine, che sono ciò che i militari hanno come segno di identificazione, che portano al seguito durante le battaglie, durante il servizio, e vedo che c'è uno di Ragogna, uno magari di Gemona, uno di Tolmezzo, e dico, bah, queste qua, dammele a me, quanto vuoi? Mi chiede 10.000 lire, chiedeva all'epoca, no? 10-20.000 lire, non erano niente per me, 10 euro, adesso per me non sono niente, no? 20 euro. E quindi sono portato a dargli a questo bambino 20 euro. Facendo già il film dentro di me, adesso torno a casa, avverto il presidente dell'ANA di Udine e facciamo la cerimonia a Ragogna, chiamiamo i gruppi e consegniamo questa piastrina ai familiari, senza pensare come hanno fatto a recuperare questa piastrina. L'hanno recuperata con il metal detector e al 90% dei casi la piastrina è legata al collo del caduto. E quando io tolgo la piastrina a quel corpo sepolto da 80 anni sotto la terra, quel corpo che ha una storia, una famiglia e degli affetti con i quali possono piangere su una tomba, quel caduto diventa ignoto. E a Cargnacco ce ne sono 8.228 ignoti. Non dico che tutti siano per questo motivo, però gran parte è colpa anche di questa irresponsabilità. Non ci siamo proprio come abbiamo creduto di fare bene, però non l'abbiamo fatto bene. Abbiamo lasciato un uomo senza potergli dare
la sua storia. E tutto questo lo facciamo, questo appunto è il Tempio di Cargnacco, dove c'è questa scritta: ci resta il nome. Pensate a quelle famiglie che hanno aspettato tutta una vita, alle madri, di vedere arrivare a casa loro figlio. C'era una signora di Butrio che quando andava a dormire non si chiudeva a chiave, perché diceva: se torna mio figlio non può trovare la porta chiusa, no? E quindi andava a dormire con la porta aperta, ed è morta con la porta aperta perché il figlio non è più tornato. E di tutti coloro che hanno aspettato loro figlio e non è mai arrivato, cosa è rimasto di lui? Solo il nome. Tutto questo lo facciamo io, il mio comandante, i miei colleghi e tutti quelli che lavorano nel nostro settore per una cosa semplice, che è questa. Io ho finito, spero di essere stato, non avervi annoiato, avervi raccontato una pagina di storia che purtroppo è stata per tanti anni volutamente dimenticata, ma io non entro nel discorso politico, io entro nel discorso di quei ragazzi che camminavano nella neve, a meno 40, che sono morti, che non sono tornati a casa, che hanno perso la vita, e tutti quei sogni che avevano fatto da bambino, di avere una famiglia, magari che erano sogni di poveri ragazzi, magari di comprarsi la bicicletta, di comprare una mucca in più, di fare un buon vino. Questi erano i sogni che avevano questi ragazzi e sono andati sottoterra. Grazie per la vostra attenzione, grazie a tutti. Vorrei solo portare e dare la parola un attimo al vicepresidente dell'ANA di Udine, che sicuramente vorrà portare il suo saluto. Buonasera a tutti. Onestamente non è facile parlare dopo queste cose qua, no? Però porto saluto logicamente del mio presidente, il nuovo presidente Mauro Ermaca, che per questi giorni è giù in Piemonte per il loro raduno nazionale, sì, il loro raduno. Il raggruppamento, no? Dunque non può essere presente qua, ma sì, mi ha dato me. Domani arriva l'altro vicario per l'altra cerimonia. Domenica io sono a Treviso, lui a Coia, dopo le serate della Siamo pieni di cerimonie. sì, purtroppo, no? Siamo là, quindi non possiamo. Però dico la verità, io ero per festeggiare 100 anni del gruppo San Nile, ma vedete queste robe qua, sì, sono belli 100 anni. Adesso facciamo festa però, sì, giusto? Grazie, buonasera. Grazie Luca, sei un amico, perché sono stato in sezione anch'io per diversi anni, la guida c'era Dante, ci siamo veramente battuti perché queste cose continuino a essere raccontate, soprattutto io vorrei poter andare a fare questa serata, poterla fare una mattinata a scuola. E mi piacerebbe andare al Manzini, dove ci sono i ragazzi delle quinte superiori, quelli che studiano magari marginalmente la seconda guerra mondiale, ma sicuramente queste cose non vengono raccontate. E perché questi ragazzi? Perché hanno l'età di questi qua, hanno l'età di questi ragazzi qui. Quindi andare a raccontare ciò che avveniva 80 anni fa a questi giovani d'oggi vuol dire avere la speranza di non commettere gli errori del passato. Ecco, adesso tolgo l'uniforme e parlo da capogruppo. Noi avremmo potuto fare festeggiamenti molto più grandi per i 100 anni, perché non tutti arrivano a 100 anni, 100 anni è tanta roba. Ma parlando con i miei collaboratori, col Consiglio, abbiamo deciso di fare una cosa in famiglia, voluta fare con la gente di San Daniele e per la gente di San Daniele. Quindi abbiamo allestito una mostra in via Garibaldi sulla campagna di Russia, dove ci sono in esposizione delle foto, delle lettere
di questi ragazzi che scrivevano a casa le famiglie. E domani faremo l'inaugurazione di un mosaico che abbiamo voluto fare perché noi non sappiamo quanta vita abbiamo come associazione ancora, ma credetemi, sarà sempre più difficile, saranno sempre numeri incalando. E quindi qual è la testimonianza migliore di un bel mosaico che fra 20-30 anni colui che passa legge che lì c'erano gli alpini? E quindi abbiamo pensato appunto per questo, e ciò che magari riusciamo a risparmiare da festeggiamenti più grandi, come nel nostro DNA che ci è stato insegnato da chi ci ha preceduto, magari lo devoliamo, anzi lo devoliamo sicuramente, vedremo se all'ospedale o qualche ente della ricerca, qualcuno, però noi l'abbiamo pensata così. Per questo sono stato anche rimproverato da qualcuno dei vertici dell'associazione, mi ha detto sì, 100 anni dovevi avvertirci, dovevi fare una festa diversa, però io ho voluto essere quello che sono, come operano gli alpini, in silenzio, lavorando. Poi quando c'è da fare la festa la facciamo sì. Quando passate per il centro vedete sempre la luce magari accesa la sera in sede, ma e lì molti pensano che gli alpini sono solo per far festa, ma vi garantisco che sono più le ore che si lavora in silenzio, portando il giusto contributo all'amministrazione comunale quando chiede la parrocchia, quando chiedono chi ne ha bisogno. Quindi abbiamo preferito fare questo e stare con voi, con la gente del nostro paese. Grazie a tutti.